Buonasera gentili telespettatori, grazie per aver scelto la nostra compagnia. Come ben sapete questa è il Reporter per te e questa sera vi propongo subito due tematiche forti. La prima, treni, aumento tariffa, corse semplici, e già iniziamo a gioire per questa cosa perché alla fin fine noi cittadini sborsiamo quotidianamente per gabelle, tariffe, cambi e tasse quotidiani. E successivamente 16 maggio, quindi proprio oggi, sciopero ristorazione e turismo. Con me in studio Ilario Simonaggio, segretario generale FILT CGIL Regione Veneto. Addentriamoci in questa tematica, siete sempre logicamente i benvenuti con le vostre telefonate 049 80 777 57 se vi fa piacere, altrimenti godetevi la trasmissione. Che cosa accade? Io ho una sfilza di cifre che sono cambiate e più o meno l'aumento è del 15%. Prego, a lei la parola. Sì, beh, succede che in realtà la Regione Veneto ha un contratto di servizio con Trenitalia. Per applicare il contratto di servizio deve garantire a Trenitalia su base annua, in base ai collegamenti, al numero di treni acquistati, diciamo, 150 milioni di euro. Noi avevamo denunciato già l'anno scorso che mancava una decina di milioni di euro. Le possibilità sono tre praticamente: un finanziamento dello Stato, il quale compartecipa alla spesa per il trasporto pubblico locale, un finanziamento dal bilancio di previsione della Regione Veneto e il terzo caso è l'aumento delle tariffe e quindi pagano gli utenti. La Regione non ha messo... Secondo voi, cari telespettatori, quale opzione è stata scelta? Allora, lo Stato ha assicurato nel 2014 le stesse somme del 2013, la Regione Veneto nel 2013 non ha messo un euro e ha confermato di non mettere nemmeno un euro nel 2014. Nel frattempo ha fatto partire a dicembre del 2013 l'orario cadenzato, con un maggiore numero di treni a disposizione dei pendolari, anche se per tratte più brevi, quindi siamo passati da 600, un po' più di 600 corse quotidiane di treni a un po' meno di 800, su però tratte più brevi, poi se abbiamo il tempo lo spieghiamo. All'incirca sono 500.000 di chilometri in più acquistati dalla Regione. Quindi da una parte si è cercato di dare una mano visto il disservizio che quotidianamente i pendolari subiscono, dall'altra però... I pendolari quest'anno devono pagare 10 milioni di euro in più di tariffe. Quindi le tariffe sono state aumentate delle corse semplici. Questo vale anche per chi ha abbonamenti? No, gli abbonamenti per ora sottolineiamo, sono inalterati. Inalterati. Non riguarda chi ha un abbonamento, riguarda tutti quelli che comprano biglietti. Molte volte possono essere anche persone che viaggiano molto spesso in treno, solo che non hanno la convenienza di acquistare un abbonamento perché magari fanno viaggi di un paio di giorni a settimana. Certo, chiedo un tecnicismo. L'abbonamento spesso tu lo paghi inizialmente, quindi forse è per questo che non si può fare la modifica del prezzo, però ci sono abbonamenti e abbonamenti, del tipo può essere mensile o può essere... Per ora Emiliano, la Regione ha scelto anche di non toccarli, quindi è proprio così. Di mantenere la fidelizzazione dell'utenza. Quindi diciamo che per ora ha fatto la delibera il 29 aprile, doveva entrare in vigore il 1° maggio, in realtà hanno avuto problemi tecnici e l'hanno fatta entrare in vigore il 14 maggio. La cosa vergognosa, la prima, poi vediamo le cifre, è quella che non c'è stata una pubblicità, cioè gli utenti che il 14 maggio a sorpresa sono andati normalmente a farsi il biglietto hanno trovato la novità, l'amara sorpresa, l'ho chiamata. Questa è però un po' un'abitudine, non so se nazionale o regionale, nel senso che spesso si prende dall'alto delle decisioni senza comunicarle al pubblico, al cittadino. Questo lo trovo veramente sbagliato. Si parla sempre, e adesso a breve, manca veramente poco, ci saranno dei cambi al vertice oppure delle riconferme. Comunque si stava dicendo, si parla sempre di coinvolgere sempre di più la cittadinanza. C'è stato, come ripeto sempre, anche l'allontanamento dalla politica tempo fa, e quindi forse qualcuno avrà capito lo sbaglio, e invece no. Siamo sempre a... Sapete che c'è? Sudditi, da domani è così. Questo è incredibile. Qui non costava nemmeno molto perché si fanno campagne pubblicitarie su molte cose, era un diritto all'informazione che aveva l'utenza, non solo perché in realtà contribuisce in maniera maggiore del giorno prima al mantenimento del servizio, ma proprio anche dal punto di vista della trasparenza, cioè non ci voleva molto. Quindi ho trovato singolare nella prima fase ovviamente questo elemento.
Poi la delibera del 29 aprile porta l'ipotesi di aumenti compresi tra il 5 e il 15%. Io mi sono stampato quelle che sono le tratte principali, siamo tutti aumenti vicini al 15%. Abbiamo anche un caso che è quello dai 21 ai 30 km, che è il 15,78% e quindi anche maggiore del 15%. Però diciamo che l'ipotesi era tra 15, dal 5 e il 15, in realtà siamo sostanzialmente... Vediamo anche se riusciamo a dare un servizio corretto. Allora, ad esempio, io ho qui di fronte una piccola tabella presa dai giornali. Venezia-Padova sono 37 km come tratta, prima era sui 4,05 euro, no scusate, 3,60 euro, adesso è diventato 4,05. 3,55 è salita a 4,05. Ok. La confermo ed è un aumento del 14%. Stesso importo da Padova a Vicenza, a Castelfranco, Este e Cittadella. Venezia-Treviso, prima era 2,90, siamo sui 30 km. 2? 85. E qui secondo me hanno fatto cifra tonda. È salito a 3,30. È 3,30, esatto. È aumentato del 15,78%. Padova-Treviso, via Castelfranco, Il secondo paese. elemento che abbiamo denunciato è questo, Sì. che la quota più alta degli aumenti si ha gli addensamenti dove c'è il numero maggiore di corse. Cioè in realtà hanno scelto di colpire principalmente alcune fasce. Quindi dove c'è appunto più bisogno, necessità, lì bastano di più. Perché lì raccolgono più soldi per coprire certo. i 10 milioni che devono essere assicurati entro l'anno. Allora, voi dovete sapere che noi logicamente prima di entrare in diretta ci confrontiamo un secondo. Io ho fatto tutto un ragionamento mio che può essere anche fantasioso, però voglio sempre rimarcare la differenza di trattamento tra il comune cittadino e ciò che logicamente è l'organo supremo, quindi lo Stato. Noi si scherzava, tra virgolette, dicendo, allora, se io voglio fare un acquisto, giusto? Innanzitutto, se si parla di cifre grosse, mi vengono a controllare in banca se effettivamente sono coperto, quindi non è che posso dire pagherò, non utilizzo dei pagherò. E seconda cosa, logicamente o mi chiedono cash, quindi soldi subito al momento quindi della firma del contratto, o, ripeto, con questi pagherò non è che vado molto lontano. Comune cittadino, l'organo supremo che quindi lo Stato ha preso, mi spiegava quindi Simonaggio, un servizio che deve dare alla cittadinanza e questo è positivo. Lo ha fatto con dei pagherò perché logicamente il committente inizialmente dice guarda che ti costerà questo servizio. C'è stata anche una richiesta di aumento, come ci stavi spiegando, di servizio, però il trattamento poi è differente. Io ho citato effettivamente la fine che farebbe il classico cittadino, sarebbero arrivati a Equitalia e tutti i vari organi, però tu invece mi hai risposto con un altro tecnicismo, il fatto che va bene, il servizio comunque c'è e sappiamo che purtroppo il cittadino lo paga, ma c'è un disservizio come la qualità che nessuno parla, nessuno tocca. Sappiamo da qualche mese che bisognava fare uno scambio leale tra quello che paga il cittadino e il servizio che riceve. Quindi avevamo molto insistito negli ultimi 2 anni a dire quando si parte con l'orario cadenzato, siamo partiti ai primi giorni di dicembre del 2013. Fa le bizze il microfono. Facciamo in modo di offrire un servizio di maggiore qualità e di maggiore quantità di corse rispetto a prima. In realtà invece continuiamo ad avere la situazione che è abbastanza un cantiere. A me piacerebbe sentire anche voi che siete a casa, cioè dici io li pago anche di più, ma se effettivamente ho un servizio di qualità, invece no, come sta dicendo Simonaggio, è sempre lo stesso servizio e oppure l'aumento. E come ci dicevamo poc'anzi, io ricordavo anche, visto l'interessamento di TV7, del gruppo editoriale TV7, anche sulla questione dell'alluvione, i consorzi hanno dato un disservizio purtroppo volenti o nolenti e la gente secondo me avrebbe il diritto a non pagare. Infatti poi è arrivata da Roma almeno il fatto di fino a ottobre non pagare le tasse. No, noi qui abbiamo avuto l'immissione nel servizio di 20 nuovi treni, che è un giudizio positivo. Ne abbiamo per fare il servizio bisogno di 100 al giorno, quindi 80 sono treni che ormai hanno moltissimi anni alle loro spalle. Bisognerebbe che la Regione avesse fatto un maggiore piano di investimenti sul materiale, i treni si chiamano materiale rotabile, in modo tale da offrire treni nuovi. Invece con i treni vecchi continuiamo ad avere problemi di soppressioni, treni che vengono soppressi. Poi se viene soppresso un treno che collega Venezia a Padova è relativamente un problema perché magari uno viaggia in piedi ma un quarto d'ora dopo, mezz'ora dopo c'è un altro treno. Il problema comincia a essere molto delicato
se collega un'area periferica, perché se è un treno che va sulla montagna ed è l'ultimo treno che c'è, quel cittadino, se quel treno viene soppresso, non va a casa, cioè o si deve far venire a prendere in auto o deve rinviare il rientro, l'appuntamento, il rientro, a casa, esatto. insomma, con anche drammi familiari dal punto di vista oltre che costi, eccetera. E purtroppo abbiamo ancora un discreto numero di soppressioni, abbiamo un problema poi di mancate coincidenze, perché avendo spezzettato più il servizio in Veneto per fare tratte più brevi, cioè è previsto l'intermodalità, cioè le persone scendono da un treno e ne prendono un altro. Qual è il problema però? Che il treno che deve andare molte volte non aspetta quell'altro, o se è soppresso saltano le coincidenze. Questa Quindi, è esatto, una cosa che non ho mai capito chi organizza esatto queste cose, come le organizzi, nel senso che spesso queste coincidenze non si possono chiamare effettivamente coincidenze, arrivi ogni volta col treno, molti sottolineano che sono sempre in ritardo, arrivi quindi in ritardo e l'altro è già andato e tu rimani lì ore e ore e ore, ci sono dei collegamenti che sono, posso capire che sono complicate queste cose da fare, lo capisco, però sono anche professionisti, è questo che irrita, pagati proprio per studiare le tratte e fare coincidenze. Sia nella rete, sia nel materiale rotabile, materiale vecchio. Il materiale vecchio, come uno che adesso si mette in strada con un'auto, è chiaro che se è un'auto da 20 anni ha un'affidabilità e una sicurezza diversa da un'auto appena uscita dalla catena di montaggio. Quindi purtroppo l'uso di treni vecchi e una parte di quella che è la rete ferroviaria che ha problemi di essere vecchia, di non avere sufficiente manutenzioni e costringe molte volte a dover fare i conti, in particolar modo in alcune tratte venete, sono sempre quelle, poi il Padova-Mantova, il collegamento che va verso Belluno e Ponte nelle Alpi, insomma a fare i conti con una situazione di rete di treni non all'altezza della situazione, con il rischio quindi che il servizio possa saltare. Poi abbiamo la lamentela notevole che ha riguardato i collegamenti verso Padova e Venezia, che sono diciamo i collegamenti centrali di questa regione, in particolar modo pochi treni al mattino presto e la sera tardi, soprattutto verso Venezia, dove c'è anche molta gente che va a Venezia per lavoro e quindi tipo i turnisti, per cui tu avendo molti servizi per esempio turistici e alberghieri avresti bisogno di avere treni che rientrano nelle località da cui uno parte e vive anche dopo le 22, le 23. Invece noi tendiamo ad avere treni che dopo addirittura in qualche caso quelli che vanno verso la montagna dopo le 17 non ci sono più treni, e al mattino i primi treni che si mettono in moto dopo le 6 del mattino. Ma se uno ha un orario a turni, un lavoro a turni in un ospedale, in un albergo e tutto il resto, e deve essere a servizio alle 6 del mattino a Venezia, tu devi avere un treno che arriva a Santa Lucia alle 5:30. Dici bene, perché noi a breve poi sentiremo anche Nicola Nocera, che è del Comitato Pendolari Veneto Orientale, scusate, e loro hanno proprio queste problematiche che stai trattando. Quella è una delle tratte che soffre di più questo elemento, perché ha un numero notevole di utenti che vanno verso Venezia da tutto il Veneto orientale, e l'aver spostato in avanti gli orari dei primi treni per risparmiare sul costo dei treni, perché un treno con il servizio notturno costa di più di un treno che parte certo, immagino, alle 6 del mattino o dopo le 6, però il problema è che non tutti fanno un'attività d'ufficio in cui possono andare al lavoro o sono studenti alle 8, 8 e mezza, 9 del mattino. Sì, anche se poi abbiamo visto più volte immagini di come ci vanno al lavoro o insomma a scuola, sì, cioè stipati proprio come un carro merci. Sì, quello è un altro dei problemi che abbiamo. Noi abbiamo un primo problema che è la regolarità e la puntualità del servizio, l'altro è il sovraffollamento, perché è indubbio che se c'è una soppressione il rischio è che il treno successivo che arriva sia stracarico, si deve caricare, per forza. E più abbiamo anche delle aste che hanno problemi. Faccio un esempio: se tu fai l'interruzione di intermodalità a Monselice per uno che parte da Mantova, a Monselice scende e aspetta il treno che arriva da Bologna, molte volte quel treno lì quando è a Ferrara è già pieno, per cui tutte le fermate successive corre il rischio di far salire le persone come sardine, soprattutto se magari c'è stata una soppressione, perché se tu pianifichi di avere 4 treni all'ora, in realtà te ne salta uno, vuol dire che i 3 treni devono trasportare quello che era stato previsto del trasporto di 4 treni, quindi le soppressioni, una trentina di soppressioni al giorno su 600 e su 800 treni sembra poco, ma se colpisce alcune situazioni, alcune aree, alcune tratte, significa un notevole disservizio.
C'è un'altra cosa che a me personalmente, c'era un famoso trenino regionale che faceva Padova o comunque Venezia, la tratta Milano, la famosa A4, quindi la sostituzione su rotaia dell'A4, costava poco più di 12 euro, anche meno, insomma. Ecco, forse non era troppo remunerativo, li hanno fatti sparire questi trenini. Quindi cosa deve fare uno? Deve arrivare a Verona, sia dall'est che dall'ovest dell'Italia, e fare cambio quindi a Verona per prendere un altro regionale più piccolino. Questo è uno degli altri problemi che abbiamo contestato. Avendo fatto servizi di treni più brevi, significa che tu costringi le persone a scendere da un treno e aspettare il collegamento. Allora, e non sono tutti ragazzi, non sono tutti ragazzi, quindi ci sono persone di una certa età che non è che si possono mettere a correre da un binario all'altro, a capire, fammi vedere un attimo allora dove parte e dove non parte, perché poi il treno lo perdi e sappiamo, senza sputare insomma sulla categoria, che spesso trovi la persona che è gentile e altri che ti chiudono le porte in faccia e partono. Sì, abbiamo un problema che, avendo fatto che sono diventati treni regionali e non dialogando a sufficienza il Veneto con la Lombardia, lo spacchettamento di treni avviene a Verona e quindi anziché avere treni che prima collegavano diciamo sul confine a Milano e quindi caricavano in particolar modo, ti ricordo che c'è una parte di pendolarismo da Verona che va verso il lago di Garda e verso Brescia, e poi c'è una parte di bresciani che viene verso Verona, sì. Anche se grossi i collegamenti, la grande attrazione è Milano. Allora, l'aver spezzettato a Verona, tra l'altro con pochissimi minuti per beccare la coincidenza, fa sì che il rischio continuo è che le persone devono correre, qualche volta perdono il treno e si allungano di molto i tempi di percorrenza, che è uno degli altri problemi, perché se uno scende da un treno e deve aspettare da mezz'ora a un'ora e mezza il treno successivo. E lavora magari in un ospedale, oltretutto. Sì, vuol dire che quel viaggio lì, che doveva metterci 2 ore, diventa automaticamente di 3 ore, 3 ore e mezza, 4 ore. Quindi vuol dire che anche viene chiamata la velocità commerciale del collegamento, si dilata. Diventa non più interessante e conveniente per il cittadino. Cioè, una parte dei cittadini vanno con l'auto perché non hanno un servizio di qualità ferroviaria. Lancio la pubblicità, se vi va siete invitati a dire la vostra, a raccontare la vostra esperienza con i treni, altrimenti noi a breve siamo di nuovo qua e continuiamo a dibattere. A tra poco!